Raccontare in conferenza. Punto di partenza per il nostro cammino. Emozionati dalla prima vittoria di Maradona. Su Kvara e Di Lorenzo. Ciao tifosi del Napoli. Mettete mi piace questo video e iscrivetevi al nostro canale così potrete sempre essere aggiornati con le ultime notizie dal nostro team del cuore. Andiamo al video. Oggi avevamo una grande responsabilità. Dare una grande risposta dopo il secondo tempo di Verona. Avevo chiesto tanta unità ai nostri tifosi. Non avevo dubbi che i tifosi napoletani manterranno sempre il loro amore viscerale per questi colori. Dovevamo dare un segnale a prescindere da tutte le situazioni, non avevo dubbi. Questi ragazzi sono bravi, li vedo lavorare, riesco ad avere il controllo delle loro menti e ho avuto risposte importanti. Del nostro percorso, i miei primi 3 punti da allenatore del Napoli contro Maradona, ero emozionatissimo. È un punto di partenza, sappiamo che dobbiamo fare un passo avanti e continuare a dare quella sensazione di unità che abbiamo provato oggi. Non vinciamo da molto tempo e lo abbiamo fatto contro un avversario importante. Ora pensiamo al Parma. Tutti sognano Lukaku, hai sentito? Spero che il mercato si chiuda il più velocemente possibile. Non è facile per noi allenatori creare alchimie e sentimenti di unità. Non dico nulla perché non è ufficiale, ne parlerò quando lo farò, come ho fatto con Neres. Oggi ha già fatto vedere qualcosa di importante e anche Simoene è stato bravo. Colpito dal cambio di passo della squadra? Lo spero, ma tra il dire e il fare c'è molto. Mi trovo bene con Kvara, gli va dato merito per come si allena, il lavoro ripaga. Tanti anni al Napoli e in futuro potrebbe diventare il capitano quando il Di Lorenzo smetterà. Oggi Alessandro è forte in fase difensiva. Vi chiedo più fiducia e coraggio nella fase di inaugurazione. A livello tattico abbiamo attaccato con un 3-1-6 con l'inserimento di Di Lorenzo. Cerchiamo di difendere nel modo più compatto possibile. A Verona hanno segnato su 3 ripartenze. Noi ci siamo riusciti male. Con il Modena avevamo il 70% di possesso palla e non abbiamo segnato. La pericolosità era bassissima. Oggi abbiamo tirato tanto. Siamo stati molto pericolosi con Politano e Raspadori. Contro queste squadre cerchiamo di trovare soluzioni. Se fai bene quando ti pressano diventi pericoloso. C'è del lavoro da fare e continueremo a farlo. Qual è la tua opinione, tifosi del Napoli? La partita ti è piaciuta o no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti sempre qui al canale Forza Napoli.